Giochiamo Napoli-Osasuna, aspetta. Eccoci qua. Eccoci qua. Abbiamo le prime notizie. La formazione. Benvenuti. Io sono Valerio Fluido. Abbassiamo un pochino per potervi raccontare quello che vediamo. E capiamo subito che qualcuno già dice 3-5-2. Vediamo, perché la presenza di Giovane non significa per forza 3-5-2, perché abbiamo visto nella partita scorsa che abbiamo comunque giocato con Giovane esterna a 3 in attacco. E c'è la prima. Ho fatto un primo schemetto. Non si vede bene, però ve lo racconto. Cioè dei primi titolarissimi, tra virgolette, di Allegri. Ma adesso ne parleremo. Saluto tutti. Benvenuti. Ovviamente voi sapete. Tentativo di Anghissà al volo. Sapete voi della community, lasciate il like, e se qualcuno nuovo si affaccia e chiede ma non la fa vedere, spiegate insomma che ovviamente non si può fare e che ve la racconto. Formazione con Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Marianucci, Spinazzola. A centrocampo Anghissà, Lobotka, Foloruscio. In attacco Politano, Højlund e Giovane. Tutte le cose, sappiamo tutto. Ciao Francesco. Eccomi qua Alfredo, sto qua. Un abbraccio a tutti. A posto. Allora, vediamo un pochino come ci muoviamo, perché lo Sassuolo è un po' più squadra rispetto alla Carrarese. Vediamo un pochino. C'è un fallo su Di Lorenzo. Napoli in maglia bianca. Ciao Fernando. Ciao Tore. E capiamo. Quindi mi sono segnato questa cosa, questa curiosità alla fine. Oggi sono indisponibili McTominay e Rafa Marin, ci hanno detto in via precauzionale. Ora Rafa Marin ha lavorato tutto il ritiro, McTominay è appena arrivato, l'abbiamo visto, sappiamo che ha preso una botta alla caviglia, quindi magari quello è il precauzionale per McTominay. Ovviamente sempre infortunati Neres, Gilmour e Beukema, o Beukema, come vogliamo. Appena arrivati Ngong e KDB, quindi questi sono quelli che non fanno parte della panchina. In panchina tutti i portieri possibili e immaginabili, Contini, Savic e Pugliese, Olivera, Garofalo, Obaretin, Vergara, Prisco, Mazzocchi, Lang, Lucca, Santos, Pereira, Baridò e Sciatira. Quindi la particolarità, se questa può essere vista come una formazione titolare, è che insiste con Giovane al posto di Alison Santos, e spero sia solamente un caso oppure una scelta, perché se questi poi sono i titolari non può essere. Magari sono momenti in cui tu li vuoi far anche vedere a eventuali altre squadre che se lo vogliono comprare, Giovanni. Però vediamo, perché il ragazzo si sta impegnando, può essere pure che se lo sia meritato. Il Napoli aspetta, dice il telecronista. I tramezzini tra un po', amico mio, sì, probabilmente tra un po', vediamo se mia moglie c'ha ancora voglia di avere a che fare con me, perché ogni tanto, oggi sembra domenica di nuovo. Fallo di Di Lorenzo a centrocampo, quindi Osasuna con più possesso palla in questi primi 4 minuti e 15 secondi. Vediamo. Si parla di Palmisani per Vania per recuperare un posto in lista. Palmisani. Umaron. Cross pericoloso dell'Osasuna. Attenzione il tiro. Al secondo tiro altissimo. Cross pericoloso. Prima opportunità. Non ci segniamo niente, però teniamo presente che insomma. Ci sono i nomi. Meret c'ha il nome sulla maglia. Questa pure è una novità, perché non sempre nelle amichevoli abbiamo i nomi stampati. Ufficialità dei numeri pure dobbiamo vedere, ma non avendo comprato nessuno dobbiamo solo vedere i numeri di quelli che sono rientrati dai prestiti al massimo.
Bel lancio, attenzione, scatta Spinazzola, il cross tentato da un giovane sempre molto attivo sul versante sinistro, trovandosi col piede suo. Questa è la situazione simile a quella che poi ha portato al cross di Vergara per il gol di Højlund. Allora, Palmisani non ho idea, è un nome nuovo, è uno del vivaio oppure uno giovane? Perché se mi dici posto in lista sono uno delle due cose. Lang Zeballos è un centrale oltre Favasuri. A me sto Lang Zeballos non mi convince, non sono sicuro che si farà e secondo me avrebbe anche poco senso. Potrebbe avere senso se economicamente, se Lang ti danno più di 15 e Zeballos lo paghi meno di 10, avrebbe senso sotto quel punto di vista, però anche Zeballos non è che rappresenti una certezza a livello fisico, quindi là non mi fa impazzire questa cosa. Favasuri ne abbiamo parlato, sicuramente è un'opzione logica. Un centrale, si continua a parlare di Badiashile, vediamo se si farà. Resta da chiarire la questione terzino sinistro, il vice Erasmus e Anghissà. Assolutamente, in questo momento io vedo, attenzione, buono la marcatura di Marianucci, prova a ripartire il Napoli dopo aver recuperato palla, subisce fallo Foloruncio. Non vedo il numero di Foloruncio, il numero 90, ok. Riparte il Napoli con Marianucci che scambia con Rachmani. Ora è l'Osasuna ad aspettarci, il lancio di Rachmani, difficile da controllare per Giovane. E recupera il pallone l'Osasuna e quindi il Napoli si rischiaccia. Questa è una cosa che dobbiamo vedere, cioè la voglia di pressare in avanti o di aspettare. Fallo in attacco dell'Osasuna su Rachmani. Osasuna con maglia Macron, questa pure è una cosa. Wilton Falanga che celebra 53 mesi di friendship, permettimi. Lukaku ha chiesto 2 giorni di permesso in più, you know. Esatto, sì, ne ho parlato nel video, nel finale del video di oggi su Calcio Fluido, dove ho analizzato insomma questi cambi di ruolo che hanno fatto al Fantacalcio. Il Santos risulta attaccante mentre Ale Begovic, attenzione, Anghissà in posizione di tiro, spara ma dal limite dell'area fuori. E sì, nel finale ho detto proprio questo, su Lukaku non ci punterei crediti perché è plausibile che si stia cercando un accordo per separarsi, insomma un'offerta seria da parte di una squadra americana, si parla dell'Atlanta o l'Arabia o la Turchia, e quindi d'accordo con la società, ci fanno sapere. Lukaku non è che non si è presentato, il Napoli l'ha chiamato e non si è presentato, è d'accordo con la società che non arriva proprio in ritiro. Se si riuscisse a trovare una soluzione ancora meglio, non si crea quell'imbarazzo di vengo, saluto, mi alleno, non mi alleno, gli altri si allenano, io no, sono cose che se si possono evitare è meglio. Palmisani, 21 anni, Frosinone. Ah, è proprio, vedi, non lo conoscevo proprio. E allora sì, rientra nella questione degli under. Non ne ho proprio idea. Potrebbe essere un grande talento, oppure no. Veramente non lo sapete, non vi dico stupidaggini su giocatori che non conosco. Su quelli che conosco invece mi sbilancio e non ho problemi a farlo. Poi se uno sbaglia. Per esempio il discorso che vi ho fatto l'anno scorso su Lang, che resta probabilmente la mia più grande delusione dell'anno scorso, perché su Lucca io onestamente ho avuto dubbi da subito, proprio in conferenza, in presentazione, è lì che qualcosa già è scattato nei miei confronti, che proprio impacciato, timido, poi con la testa però un po' timido, un po' presuntuoso.
su Lang come giocatore proprio, cioè il profilo, quello che aveva fatto l'anno prima, l'anno precedente, e come profilo ci stava tutto. Però ti devi prendere con l'ambiente, ti devi prendere con l'allenatore e devi avere un approccio a livello di testa di un certo livello. Quindi, quando noi ci esponiamo per dire questo giocatore mi piace, questo giocatore non mi piace, poi ci deve essere sempre il click finale dove le potenzialità vengono poi espresse. Attenzione, sviluppa ora l'Osasuna, limite dell'area sulla destra, c'è una sovrapposizione interna, arriva lo scarico e un tiro deviato, ancora l'opportunità per l'Osasuna, Napoli che si schiaccia tutto in area. Cioè io mi sbilancio, a Veganero, voglio vedo proprio nero. Ma non solo per la questione del mercato, ma proprio perché giochiamo così, giocheremo così. E quelli che insomma si sono lamentati del calcio di Conte, voi non avete idea. Non avete idea di quello che possiamo vedere con Allegri. Veramente lo stiamo vedendo adesso. Lo stiamo già vedendo adesso. Højlund è dietro il centrocampo. Va bene così. Capiremo. Capirigna. Tutti dietro. La palla ce l'ha l'Osasuna. L'Osasuna, se non sbaglio, si è salvato l'anno scorso in Liga, giusto? Classifica. Sì, l'Osasuna è arrivato 17esimo a 42 punti, così come il Mallorca 42 punti che è retrocesso, quindi per una questione poi di differenza si sono salvati. Cambia. Ma non penso proprio che non venga mai messo Armando, non penso proprio che non venga mai messo in discussione, anzi De Laurentiis ha le responsabilità di De Laurentiis sono nella scelta poi degli uomini, perché lui sceglie Mann, lui sceglie Allegri bisogna pure capire se è una scelta insieme a Mann, se Mann ha spinto, però di solito gli allenatori sono sempre responsabilità di De Laurentiis, però è lui che mette Manna dentro e onestamente Manna sembra a parole di prendersi le sue responsabilità. Io ci ho fatto video sulle sue conferenze e delle cose le abbiamo dette onestamente. No, io spero che non, caro Mariano, 3 anni così no, non penso proprio. Anche perché poi dovrebbero arrivare i risultati, perché non basta. Ora Lobotka in possesso palla, il Napoli che si spinge adesso molto in avanti, raccontiamola tutta, non è che stiamo sempre tutti dietro, adesso abbiamo noi il pallone e abbiamo i difensori oltre la linea del centrocampo, quindi Napoli che sta spingendo a pieno organico. Spinazzola prova a puntare, cross col sinistro molto largo, troppo largo. Palla che va sul fondo, l'ha inseguita Foloruscio. Quindi ad oggi, questi primi 15 minuti di partita scarsi, Napoli che quando l'avversario ha la palla si chiude e attende, che è quello che Allegri ci ha fatto vedere con il Milan, e poi quando abbiamo noi il pallone, perché non sempre andremo di rimessa, a volte si giostra il pallone e questo vale anche per le caratteristiche dei giocatori, ci riversiamo con molti giocatori poi in aria. Quindi voi lo sapete, io non parto col pregiudizio a prescindere, quello che vedrò quello racconteremo e senza alcun problema. Anghissà, in questo momento Anghissai a sinistra e Foloruscio a destra, questa è un'altra curiosità, e il ragionamento sul centrocampo dice perché non ha giocato Vergara, vediamo se in questo momento si fanno preferire i muscoli di Foloruscio. Io credo che ad oggi si possa ipotizzare un ballottaggio, adesso impreciso Marianucci,
si possa ipotizzare un ballottaggio McTominay-Anghissà per una questione di caratteristiche, di capacità di riempire il centrocampo con possibilità di fare più cose, e dall'altra parte con Lobotka in mezzo, e dall'altra parte io intravedo la possibilità di un'alternanza De Bruyne-Vergara, quindi uno più costruttore, uno più con qualità e l'altro, McTominay ha ovviamente la qualità. Perché penso così? Perché di Anghissà dobbiamo capire se ci possiamo fidare fisicamente. Se ci possiamo fidare fisicamente, può esistere un centrocampo un pochino più conservativo, più muscoloso, con Anghissà e McTominay. Però se tieni De Bruyne e c'hai Vergara, l'idea poi di non usarli mai se non nei secondi tempi mi sembrerebbe un peccato, quindi vedremo. Secondo me Franco no, secondo me non c'entra, in questo momento non c'è lo spazio e non lo vedo necessario, perché hai Giovane che ti sta facendo entrambe le fasce. Attenzione, ora pallone recuperato da Højlund che prova a spostarlo ma viene contrato. Stai utilizzando Giovane su entrambe le fasce, quindi ad oggi, se non consideri Lang, se Lang riesci a piazzarlo, hai Alisson Santos Giovane a sinistra e Neres Politano a destra, se giochi con il 4-3-3. Neres può giocare anche a sinistra, Giovane può giocare anche a destra. Ad oggi io vedo le coppie fatte, perché Giovane l'hai appena comprato, quindi Ceballos può essere un'occasione, sicuramente, se a gennaio te lo puoi prendere gratis, però non si sa se lui ci può aspettare, perché si stanno cominciando a muovere delle squadre che chiedono della sua disponibilità. Mi pare l'ultima notizia è proprio del Celta Vigo, quindi una squadra spagnola. E quindi Ceballos sì, tanti dribbling, un giocatore entusiasmante, che però ad oggi non ci sarebbe lo spazio per fare questo tipo di scommessa. Ricordiamo che devi piazzare Lukaku, devi piazzare forse anche Lucca. Ecco, se piazzi Lucca e fai diventare Giovane il vice Højlund, allora si crea poi lo spazio per Ceballos, volendo essere un po' conservativi anche nelle cose di mercato. Anghissà, impressione abbastanza feroce, commette fallo, però mi piace questo atteggiamento di Anghissà. Dobbiamo leggere nelle amichevoli la voglia e anche come risponde, come sta rispondendo il fisico dei giocatori alle richieste. E qua c'è stato un bel pressing in avanti, in effetti, quindi si potrebbe ipotizzare un'alternanza dei due atteggiamenti. A volte aspetti, in altre zone del campo invece pressi. Fallo in attacco per l'Osasuna, c'è un sul Rachmani che aveva staccato di testa. Richiesta di mercato su Marin non se ne parla. Tu ho visto che chiedevi anche se Marianucci aveva scalato un pochino le gerarchie, non se ne parla ancora, però se poi il Napoli vuole mettere a segno un colpo sul difensore che non sia quello di far uscire Gutierrez e sostituirlo con un difensore, ma prendere un altro difensore, non quello in prestito, non Badiashile in prestito, ma prendere un difensore che noi conosciamo anche molto bene, che ci ha dato anche grandi soddisfazioni, che magari che è molto difficile perché si devono incastrare una serie di cose, ma una di queste cose che si deve incastrare per rendere questa suggestione plausibile è anche un interessamento su Rafa Marin. In questo momento però non se ne parla. La risposta è questa, in questo momento.
Ora l'Osasuna a centrocampo si riabbassa il Napoli, però vedo un pochino più di pressing in avanti, però c'è questo cambio di gioco di difficile controllo, però ci riesce l'esterno spagnolo. E ora ci riabbassiamo con Højlund dietro la linea della palla. Politano in posizione di terzino destro, esce un pochino Di Lorenzo a marcare il loro numero 10, continua a scambiare il pallone abbastanza velocemente l'Osasuna, prova a partire un cross dalla sinistra che attraversa tutto il campo e si spegne. In fallo laterale dicono loro, il fallo di fondo dice il guardaline. Tore, sì. Sì, sì, sì. Tore dettori, sì. Quella è la voce che insomma spero sia veramente sia vera, perché se no, cioè se no niente, se è vera mi esalto e posso anche pensare, perché abbiamo dei ricordi bellissimi e secondo me potrebbe anche riprendere quella forma nel campionato italiano. Politano, il cross col sinistro, prova a staccare Højlund, chiede la deviazione, il calcio d'angolo che arriva. Il cross di Politano, il cross viene impattato di testa, non vedo la deviazione, ma il calcio d'angolo è stato assegnato. Vedo il numero storto per raccomandare, vabbè. Il calcio d'angolo battuto da Politano viene respinto e ora è Spinazzola, ultimo uomo in possesso di palla, che riallarga su Giovane, che in questo momento si trova spostato a destra con Politano che aveva battuto l'angolo dall'altra parte. Marianucci invita Lobotka al possesso palla. Ora Politano a sinistra, che era rimasto a sinistra, imbarazzo proprio a sinistra, non riesce. Dai, che lo puoi fare un cross da sinistra? Niente. Niente. Broken Zensti, invito a iscriverti al canale Telegram che trovate in basso in descrizione, dove ci sono tutte le notifiche. È una piattaforma dove ogni tanto ci sono delle risorse che magari non si possono, canali partenopei che sono sempre utili per rimanere aggiornati su tutte le cose, voglio dire, si può. Anch'issa travolge un avversario, l'arbitro chiama il fallo, ma era in possesso di palla. Ammonito Anghissà. Gomito largo, vi rivediamo? Una bella gomita. Sarà. Partita vera per Frank. È inutile che fai, non è, ce l'ha rata. Ce l'ha rata la gomita. Bene. No, fa piacere se Frank ce l'ha e lo vuole fare, ovviamente fa la differenza. Punizione per lo Sassuna. Come state voi? Fa caldo? Lasciate un like. Siete pronti per la stagione? Perché ragazzi manca poco, eh. Per il mercato manca ancora insomma un mesetto scarso, ma per la stagione manca veramente poco, quindi vi voglio vedere caldi, vi voglio vedere
scaldarvi. Foloruscio, Politano, Di Lorenzo, avanza palla al piede, scarica su Rachmani, Rachmani invita Marianucci, no, cambia idea e torna da Di Lorenzo. Di Lorenzo davanti a Selobotka, ma è marcato, si ritorna da Rachmani, Marianucci e prova ora inserimento Anghissà. Spina trova Lobotka tra le linee che allarga su Di Lorenzo, il passaggio verso Foloruscio ribattuto, ora si torna da Politano che prova a puntare il suo avversario, rientra sul mancino, il servizio per Lobotka in zona tiro, ci pensa un attimo ma torna indietro, si chiude l'Osasuna e quindi il Napoli è costretto a ricominciare. Giovane trova Højlund che prova il colpo di tacco, evitabile, e adesso riparte l'Osasuna, si distende sulla sinistra, palla per il numero 9 che la mette bene a terra e bravo Rachmani a intercettare il pallone, intervento regolare con Napoli che recupera palla e riparte con Lobotka. Quindi chi sono i giocatori, dicevamo, che Allegri ha utilizzato di più in queste 3 amichevoli da titolare? Meret le ha iniziate tutte lui, 3 partite da titolare. Di Lorenzo, 3 partite da titolare. Rachmani, 3 partite da titolare. Marianucci, 2 partite da titolare. La prima l'aveva cominciata Rafa Marini. Poi Carrarese e Osasuna, lui titolare. Attenzione il cross di Politano! Bel gol, bellissimo gol di Politano. No, ma Sadari non è che uno poi ha le preferenze, dice così, ha fatto un grandissimo gol, dalla palla spiovente, pallone che scende di sinistro a incrociare a volo, è un grande gol, dovete accettarlo. Cross di Spina e Politano quasi col piattone, fammi rivedere, esatto, proprio col piattone, tiro centrale, e possiamo aggiornare. Olè, 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 olè. Come si aggiorna qua? Perché non si aggiorna? Concentrato, presidente Aurelio De Laurentiis a bordo campo a seguire la partita. Che succede? Fatemi aggiornare. Raul Garzia lanciato in Napoli 1. Ok. Molto meglio. Sbandata dell'Osasuna, fatemi vedere Giovane. Il cross contrato. Neres, Mastantuono, Politano, sì. Sempre. 1-0. Politano, Spina. Poi ovviamente per chi non si riesce a seguire tutta la live io faccio sempre il video finale di il recap della partita perché dobbiamo stringere e mi rendo conto. Politano prende 3 milioni all'anno e non fa neanche 3 gol in Serie A stagione, calmati. No, ma vabbè, infatti è poi in partita, nelle partite ufficiali che le deve fare, però diamogli atto quando comunque fa qualcosa di buono, perché ci sono anche momenti in cui Politano risulta decisivo con quei pochi assist, con un lavoro che fa sulla destra che comunque non va ignorato.
Però è una di quelle zone dove l'età avanza e non è che puoi migliorare, e dove uno spera di poter avere un salto di qualità, perché poi in quelle zone nel calcio europeo è lì che si trovano i nuovi fantasisti e i nuovi giocatori di qualità. Ancora Politano che prova una giocata che questa volta non gli riesce. È importante. 1-0, possiamo andare a casa? No, no, dobbiamo vedere che non si chiude il Napoli e continua ad attaccare. È importante, importantissimo. Il Napoli ha dovuto rimuovere. L'ho letto, brutta storia. Brutta storia, poi i social sono così. Non perdonano. Pallone in possesso dell'Osasuna. Ora il Napoli si rischiera. Alla fine sì, quando Politano si abbassa, partendo da una linea 4, ovviamente il Napoli diventa a 6 a tutti gli effetti in difesa. 6-3-1 se vogliamo. Anghissà recupera il pallone, lo sposta e subisce fallo. Non mi sembrava una roba pericolosa, infatti si rialza subito. Posta il pallone, sì, prende lo sgambetto. Di certo non è stato che ti la copertura, segnare non segni, partito ufficiale, spiegate questi 3 milioni. Là te lo spiego, lo sai, è la procura. Un abbraccio Daiwer. Drugo, non tutte, ho visto degli highlights, insomma, del derby di oggi, un pochino di immagini di Chelsea-Juve, sto cominciando a studiare, ma l'estate è complicata per me, perché d'estate è dove lavoro di più, tra serate nei locali e serate private, serate all'aperto, e quindi ci sono molti impegni anche lavorativi, quindi non riesco, però sto cominciando insomma a informarmi anche sulle altre squadre, un po' per il fantacalcio e un po' perché dobbiamo capire con chi abbiamo a che fare, perché il Napoli può pure non fare mercato e ritrovarsi con una squadra in grado di lottare per i primi 4 posti se tutto va bene a livello di infortuni, però devi vedere se poi le altre si rinforzano e ti sopravanzano come valore della rosa. Armando, sono negli Stati Uniti da circa 15 anni. Circa 15. Caspita. Sì, era il 2011 quando venni per la prima volta, il finale del 2011, quindi nel 2012 sono ritornato. Sì, e penso che oggi fanno 14 anni rotti. Mamma mia. Siamo diventati vecchi. Forza Napoli, Francesco. La maglia vista in gioco. Dalla TV sembra che la parte davanti sia tutta bianca, bel colore i numeri, invece non mi piace la maglia del portiere giallo con MSC in azzurro. Allora, sì, i numeri sul bianco, i numeri azzurri mi piacciono assai. Attenzione Politano. Ovviamente sì, le linee verticali sono impercettibili dalla TV perché sono sottili ed è per questo che io non ho avvertito l'omaggio all'Argentina, perché non c'è pochissimo di celeste, di albiceleste, che l'Argentina ha le strisce poi di dimensioni diverse ogni anno, ma sono comunque strisce ben visibili ed è lì che non ho avvertito questo omaggio. Appena la palla torna in zona portiere ti do anche un parere sulla maglia del portiere. Quella verde mi piace e vediamo questa qua gialla. Attenzione Giovanni, il tiro ribattuto, un tiro quasi a colpo sicuro di prima sul servizio di Spinazzola. Adesso il Napoli recupera abbastanza velocemente il pallone.
Lobotka Foloruscio allarga su Rachmani. Politano ancora a puntare il suo avversario, sembra in gran forma Matteo, viene spinto, non ti arrabbiare, l'hai spinto. Stavolta protestano quelli dello Sasuna, ma l'ha spinta, lui stava andando al tiro. Mano, due mani sulla schiena, è spinta. Lì non stai provando a giocare il pallone. Se tu mi metti due mani sulla schiena è perché mi vuoi sbilanciare, mi vuoi far cadere, non mi vuoi far tirare. Non si può fare nel calcio. Quindi E vediamo questo calcio di punizione, perché potrebbe essere zona Politano, potrebbe tirare Giovane. C'è Di Lorenzo e Politano sulla palla. Vediamo se c'è anche Giovane oppure no. No, c'è Politano che prende la come si chiama? La rincorsa. Vediamo, c'è anche Lobotka eventualmente per uno scavetto, per uno schema, parte Politano, attraverso. Sta cavera. Lobotka tocca il pallone in fallo laterale, riparte l'Osasuna. Si sentono anche dei telecronismi spagnuoli. Molto aggressivo Anghissà, mi piace, mi sta piacendo. Ora cambio di gioco dell'Osasuna, interviene Di Lorenzo di testa, Politano, ancora Di Lorenzo, mette palla a terra e subisce fallo. Bene, sembra che il Napoli post vantaggio sia un pochino anche più coraggioso palla al piede, si prende anche più responsabilità di impostare con una certa personalità, giocare nella pressione quando c'è, e questa è una cosa positiva. Anghissà prende un pestone, calmatevi, non ci facciamo male. Non so se avete visto l'infortunio di Bissek, che ha dovuto lasciare il campo per un intervento evitabile di Estupignan. Poi fate pure il derby, visto gente che accerchia l'arbitro, cose, per un amichevole, non mi sembra il caso. Però vediamo di non farci male, perché non è il caso. Højlund di prima verso Foloruscio e rimedia l'Osasuna, che ora rilancia. Attenzione, c'è il contropiede abbozzato dall'Osasuna, che riescono ora a distendersi sulla destra. Prova a ripiegare il Napoli, in questo momento arriva in zona cross l'Osasuna col sinistro a rientrare, ma fuori misura. Pallona controllabile da Politano, che la lascia scorrere in fallo laterale. Filipposchi potrebbe essere, sente un pochino quella roba di perché poi quello sarà Lobotka alla fine, finché non torna Gilmour, sicuramente è inamovibile nel ruolo. L'idea potrebbe essere che Allegri a un certo punto potrebbe utilizzare un De Bruyne anche alla Modric, mettendolo più dietro in regia. Secondo me sì, però è difficile. Hai Lobotka, no, questo è il problema. Cioè il Milan aveva Ricci, insomma, per utilizzare al meglio Modric e non farlo anche sfiancare. Osasuna in area di rigore, è bravo Foloruscio a controllare l'avversario e a spingerlo fuori l'area di rigore. Quindi sì, quello sarà il centrocampo. Lobotka, McTominay sicuro, e poi chi starà più in forma tra Anghissà, De Bruyne e Vergara. Credo si giocheranno quell'altro posto se si continuerà a 3. Vergara probabilmente nel secondo tempo entrerà. Bene Raff,
Un abbraccio. Allora, Marianucci è già in lista perché è un under, quindi non c'è problema. Foloruscio non può essere integrato nella lista, cioè deve prendere il posto di qualcuno. Quindi Marianucci è sicuro di restare e di essere convocabile per le partite di Serie A. Foloruscio no. Foloruscio in questo momento è fuori dalla lista, che ho fatto proprio il discorso dei centrocampisti, a meno che, attenzione, il cross ribattuto, cross rasoterra dell'Osasuna, a meno che non sposti poi un Vergara in attacco e quindi recuperi la casella di Foloruscio a centrocampo come mezzala. Però spostare Vergara in attacco significa che sei riuscito a vendere Neres, sei riuscito a vendere Giovane o Lang o tutti, e quindi si potrebbe fare questo discorso qua e quindi avere il dualismo Politano-Vergara sulla fascia destra, il che si può fare, però Allegri per tutti i ritiri l'ha provato centrocampista, quindi penso che quella sia l'idea. Poi se il Napoli si adatta per il mercato, questo è un altro paio di maniche. Avanza Marianucci, ma torna da Lobotka. In questo momento si trova tra i due centrali, quindi costruzione a 3, con lo stesso Di Lorenzo che era andato in profondità. Quindi questo è un altro modo di attaccare. Attenzione, doppio passo, ed è bravissimo Lobotka col suo posizionamento a fermare questo attacco dell'Osasuna. Quindi altra costruzione del Napoli, ne abbiamo visto due tipi in possesso palla. Qua è fallo di Anghissà in ritardo, subisce anche qua vedi, chiedono addirittura. Mi sta piacendo Anghissà perché sta facendo partita vera, però in ritardo in questo intervento fa finta di farsi male lui o si fa male lui? No, capì? Cioè, qua doveva essere cacciato fuori Anghissà, capiamoci. Fa finta di essersi fatto male lui, ma è lui che entra col piede sulla caviglia. Quindi va bene la foga, va bene giocare, ma ti devi calmare un po', perché se no questa in una partita ufficiale era espulsione al 42esimo. Capiamoci. E dicevamo, che dicevamo? Marianucci, vabbè, ne abbiamo parlato, sì. Ah, la costruzione. Cross, attenzione, ribadisce. Palla ancora lì e Anghissà a liberare. La costruzione a 3, prima l'abbiamo vista con Di Lorenzo Braccetto, Rachmani, Marianucci che si allargava sulla sinistra. Poi l'abbiamo vista con Lobotka che si abbassa tra i due centrali, quindi Di Lorenzo che va poi a una sovrapposizione interna e un inserimento interno con Politano che resta più largo. Quindi queste sono le possibilità che ci sta facendo vedere il Napoli quando è in possesso di palla. Quando non siamo in possesso, adesso vediamo un Allegri che fa dei gesti. Quando non siamo in possesso abbiamo anche visto difesa a 6 con Politano e Spinazzola abbassarsi sulla linea dei terzini per infoltire la fase difensiva. Come sta giocando il Napoli? Non male, non male. Il gol è arrivato da una buona iniziativa di Spinazzola che si sta muovendo bene sulla sinistra. Ancora un fallo. Una partita abbastanza anche spezzettata, con un certo livello di intensità per essere il 5 agosto. Si stanno giocando le loro carte entrambe le squadre. Si riparte ora da Rachmani. Ora sembra quasi a 2 il Napoli a centrocampo. C'è un momento in cui si è abbassato sia Anghissà che Lobotka, ma ha perso palla, credo, Politano. Rimedia Rachmani per un attimo. Ancora l'Osasuna in possesso palla, al limite dell'area. Prova il tiro ribattuto
E ora Giovane che rincorre il pallone ma non ci arriva. Ancora l'Osasuna, forse per l'ultima opportunità. Il cross, attenzione, il colpo di testa del puntero. Pallone che finisce alto. Sarebbe stato difficile arrivarci per Meret. E qui Garcia, controllato a vista da Di Lorenzo, riesce ad anticiparlo, ma il colpo di testa è fuori misura, per fortuna. Spiega cose, anche chissà, all'arbitro, ma sta poca spiega. Di Lorenzo devi stare attento, vero? Højlund desaparecido, vero? È forse uno di quelli che mi sta piacendo di meno oggi. Lo vediamo rientrare molto sudato, perché comunque sta buttando il sangue, ma pochissime occasioni di toccare il pallone, l'ha toccato in un paio di occasioni e non è stato. Ecco, vedo la maglia gialla, forse l'azzurro sul giallo, sì, poteva essere blu. Forse poteva essere blu scuro, blu navy. Occhiali. Non lo so, adesso vediamo se mi fanno vedere anche gli occhiali. Quindi sì, su Højlund poche occasioni, onestamente. Il Napoli ha sviluppato abbastanza sugli esterni, tentativi di cross, ci è arrivato di testa una volta, però è, ecco, a differenza dello sviluppo di Conte, che lo coinvolgeva molto spalle alla porta, e quando poi riceveva palla Højlund partivano gli inserimenti degli altri intorno a lui. Questo caso è molto movimento senza palla, a tenere impegnata la linea difensiva. Non c'è grande profondità contro l'Osasuna, quindi non è che puoi lanciarlo in profondità, cosa che Højlund può fare molto bene. Però sta lì, galleggia tra le linee, tra i due difensori, li tiene occupati, e cerchiamo di sviluppare poi sugli esterni per mettere un cross o qualche inserimento. Quindi al momento non un lavoro non troppo, cioè non è molto coinvolto nel lavoro di costruzione. È così, amico mio. Che noia, dice Christian. Vabbè, comunque queste sono partite. Non è che possiamo immaginarci calcio spettacolo. Speriamo che vediamo del calcio spettacolo poi quando ci saranno le partite serie. Però, insomma. Buonasera a tutti, non male il primo tempo, la differenza evidente con l'anno scorso è la fluidità di corsa. Ricordo che non si reggevano in piedi. E là sì, stavi mettendo i carichi dentro. Però ho letto oggi Spinazzola, cerchiamo di essere precisi anche su questo. Spinazzola ha detto: non vedo differenze tra gli allenamenti di Allegri e quelli di Conte, perché stiamo facendo, mi arrivano poi le testimonianze di chi sta andando a Castellisango e sta vedendo le sedute di allenamento, stanno aumentando i carichi senza palla, quindi più corse a secco e più lavoro, insomma, atletico, e quindi meno palle. Con la palla abbiamo cominciato, e adesso credo anche giustamente, perché la stagione sarà lunga e bisognerà reggere, e bisogna mettere questi minuti nelle gambe che poi ti ritrovi durante la stagione. Pensare di essere leggeri e giocare solo col pallone non reggi, poi arrivano le partite importanti in Champions e ti ammazzano. Quindi è giusto che si metta, che si lavori sulla preparazione atletica, non scherziamo. E in questo Spinazzola oggi ci ha detto che non trova grandi differenze. Secondo te potrebbe essere un beneficio per Giovane e Højlund giocare insieme in un attacco a due, magari col tre quarti? Quindi un cambio esagerato. Tre quarti dietro, quindi 1-2, quinti, Politano e Spinazzola. Ok, quindi se vuoi quinti vuol dire che giochi a 3 in difesa. 3 in difesa, quindi 5, 2, 1, 2. 5, 3, sì, 5, 2, 1, 2.
È un modulo che non fa nessuno, caro Andrea. È difficile immaginare una cosa del genere. Spesso, quando poi ti metti a due a centrocampo, quindi tre difensori centrali, quelli che chiamiamo quinti nel 3-4-2-1 sono i quarti di centrocampo. Si puoi mettere a due a centrocampo, però tu immagini un vertice alto dietro due punte. Non lo fa nessuno. Di solito si fa con i due vertici dietro la punta. Quindi come abbiamo fatto nel finale con Conte l'anno scorso, cioè 3-4-2-1. Se vuoi giocare con la doppia punta, di solito è o 3-5-2 o 4-4-2, quello che puoi chiamare in maniera moderna 4-2-3-1, e quindi là ti ritrovi con un trequartista, però dietro una punta. L'idea di avere Giovane e Højlund insieme in un attacco a due, sì. L'idea che ci metti anche un tre quarti dietro, secondo me no. Ha più senso, ha più logica che uno di questi per gara De Bruyne giochino a centrocampo, quindi rimpolpi nel centrocampo e ti ritrovi assolutamente con il 3-5-2 normale, quindi la mezzala che poi si ritrova a fare anche il trequartista quando ha il pallone, però si parte da centrocampo a 3. Comunque a me non mi sta dispiacendo questo atteggiamento, è vero in fase di possesso, in alcune fasi un po' sterili, ma ho notato comunque una certa aggressività nel voler recuperare anche sta top. Sì, Forza Napoli, ovviamente non immagino il tuo nome. Sì, ho visto più aggressività rispetto alle altre partite, senza dubbio. Abbiamo cominciato in attesa, studio della squadra, poi dopo, soprattutto dopo il gol, abbiamo preso un po' più di coraggio e li stiamo attaccando un pochino di più. Sì, e allora è proprio quello, è proprio il 3-5-2. Ripeto, il modulo non è un problema, perché abbiamo visto 3-5-2 efficaci, quello di Inzaghi, quello di Kivu, funzionano e sono anche offensivi, e vedi come sono capaci con i giocatori giusti di fare tantissimi gol, anche senza grandi giocatori dotati di dribbling, ci arrivano con i movimenti senza palla, con le sovrapposizioni, con la fisicità. Lo puoi fare, si può fare, però hanno anche una fase di non possesso aggressiva in avanti. È questo che deve dimostrare Allegri, se vuole cambiare questo atteggiamento o se resterà come l'anno scorso un po' più in attesa. Solo un po' più di aggressività in più perché la forma fisica inizia a essere migliore, ma tre mancini in attacco non giocheremo mai in campionato. Alisson, Santos e KDB. E beh, chiaro, pure io spero che sia Kevin che Santos ritrovino un posto ovviamente in questa squadra. Hai ragione, Politano, Højlund, Giovane, tutti mancini, è un attacco un po' particolare. Politano si trova nella sua zona preferita, che rientra col mancino. Per me la punta può essere destra o mancino, non c'è grande differenza. Sì, si dice che chi è mancino usa di meno il destro rispetto a un destro naturale che può usare il mancino. Però l'abbiamo visto Højlund andare al tiro anche col destro non male, quindi per me quello non è un problema. Giovane a sinistra, mancino, tende ovviamente più a essere un rifinitore che non ad andare al tiro, perché non può rientrare sul piede forte per tirare, ma può mettere qualche cross, che in questa giornata oggi sono stati quasi tutti deviati e contrati. Alessio Marignano, oh, quando sei bello, tu lo fai sempre. Regala una membership di Azzurro Fluido che è finita a Look DB, che potrebbe essere un Lukaku De Bruyne, ma potrebbe essere anche tutta un'altra cosa, che ha ricevuto questa membership. Ricordo a tutti gli amici che se YouTube lo sta facendo, voi dovete controllare che YouTube stia ancora facendo questa operazione di permettervi il primo mese di abbonamento gratuito. Quindi voi mi scrivete in privato sui mini social, su Instagram, su X, dove mi trovate, mi scrivete in privato e io vi aggiungo al gruppo Telegram dedicato agli abbonati e vi divertite per un mese, ci conosciamo meglio e poi se volete rimanere rimanete, altrimenti staveti bene. Però si stanno divertendo molti nuovi abbonati, ci stiamo espandendo, tra poco cominciano anche,
sistemiamo le leghe del fantacalcio per quelli che poi vorranno ovviamente rimanere abbonati, perché non c'è una quota di iscrizione al cantafalcio di azzurro fluido o di calcio fluido così. Io mi permetto comunque di farvi un regalo per quelli che vincono, che sono le tazze del vincitore, praticamente qualcuno dice, la tazza, però la tazza del cantafalcio così, il mantra scarso, il fanta scarso, e però ovviamente per, come si dice, per correttezza nei confronti di chi resta abbonato, bisogna rimanere abbonati poi per la stagione, almeno per la stagione fantacalcistica, altrimenti se vi fate un mese poi ve ne andate, io vi devo prendere dalla Lega e vi devo poi buttare nell'umido e non mi pare il caso. Allora, è il cognome, ok, il cognome. Allora mi raccomando amico, scrivimi se vuoi essere aggiunto al gruppo Telegram. Può essere pure che qualcuno non ha gruppo Telegram, io per questo ho fatto quel video sfizioso che ho postato sul canale solo per abbonati, perché quelli che sono abbonati e supportano il canale mese per mese, ma magari non hanno Telegram, oppure non hanno tempo per seguire, o non se ne fregano niente, pure può essere, e io voglio dare qualcosa di esclusivo, qualche regalino per ricambiare il vostro affetto, e ho fatto questo video che poi ho postato anche sugli altri mini social, e diciamo che su YouTube è dedicato agli abbonati. Ci sono un sacco di video anche dietro le quinte e vecchi video che potevano sparire ma che sono rimasti. Simone, 26 mesi di friendship, ma una canzoncina per il centenario. Simo, a me queste cose non mi piacciono. Le trovo, non lo so come dire, se ti viene spontaneo sì, senza dubbio, ti viene spontaneo, lo fai, eccetera, eccetera. Io ho fatto l'omaggio e lo feci l'anno scorso e l'ho ripostato ad agosto perché era il compleanno, era il 1° agosto dell'anno scorso, con suonata al basso la melodia di il 1° agosto pioveva. Fare una canzone da capo per il Napoli sembra sempre voler sfruttare il fatto che il Napoli c'ha i tifosi per farsi pubblicità come musicista, ha sempre dato questa impressione qua. Tant'è vero che io l'unica canzone che feci per il Napoli era una canzone parodia dove con grande autoironia siamo fragili mentalmente, mentre gli altri esaltavano oh sì man, quegli altri, canzone per Kvara, canzone, io ho fatto sempre canzoni divertenti. Non mi è mai venuto di fare la cosa così. Niente contro chi le fa, però non mi, se non viene non viene, poi non c'è manco tempo onestamente di farlo. E peggio peggio mi sento quando oggi le fanno con 5 minuti, le fanno con l'intelligenza artificiale, non c'è nemmeno lavoro dietro, scrivi 2 prompt e esce la canzone sul Napoli, e là voglio evitare. Ci divertiremo con la nuova sigla, questo sì, e magari ecco nella nuova sigla delle live iniziale o finale là con gli amici, perché poi alla fine la facciamo sempre in condivisione con tutti gli abbonati, là magari ci mettiamo anche un omaggio al centenario. Esatto, brava Angela sa sempre tutto, sta sempre sul pezzo. Ci ricolleghiamo, tra un po' si ricomincia. Napoli già in campo, si scambiano i palloni, la musica ci ferma tutto. Cerchiamo di capire subito se ci saranno sostituzioni. Vediamo un po'. Perché mi aspetto, insomma, adesso hai fatto il tuo dovere, tra virgolette, sei passato in vantaggio, adesso non facciamoci male. Certo, i giocatori devono entrare in forma partita, nel senso che devono cominciare a reggere per 90 minuti, però devi far mettere anche minuti nelle gambe ai vari Vergara, ai vari Lang, perché pure Lang uno lo vuole vedere a questo punto. Santos, Lucca, si può vedere Lucca? Non dico dire questi qua così, però Lucca, Olivera lo dobbiamo vedere. E quindi Pachivani, vedi?
Scrivetemi in privato, non vi dimenticate. Perché non metti di continuo tutte queste interruzioni? Tipo il pallone che rotola e il pirito. Amico mio, è perché se non faccio così il video non viene monetizzato. E praticamente quello già è tutto gratis. YouTube ha bisogno, perché io non metto sempre io manualmente le pubblicità all'interno del video, impazzirei. Voglio che sia un discorso non interrotto, altrimenti YouTube, sai cosa fa? Aspetta che ci sia una pausa nel discorso per inserirsi una pubblicità quando loro ritengono necessario. Nel momento in cui io taglio tutti i miei respiri, te ne sarai accorto, no? Tutti i miei video sono editati e sono tutti tutti a raffica. Se io taglio tutti, perché quello è il mio stile, quindi se tu vedi 10 minuti di video sono 10 minuti di parole, non sono 7 minuti di parole e i respiri e il trovare la parola giusta. No, io taglio tutto, io faccio l'editing. Nel momento in cui faccio quell'inserto là, che è un divertimento mio perché fa ridere, dove lo metto, fa ridere, e serve anche per dare quell'attimo di respiro che YouTube dice ok, se devo mettere una pubblicità la metto qua, perché qua ho deciso io con l'editing di interrompere. Altrimenti se non li metti, YouTube li mette a casaccio e potrebbe anche essere la fruizione del video non ideale come l'avevo immaginato. Primo tempo 202 like, minimo altri 200. Bravo Dario. Bravo Dario. Poi le pisciate. Perché, ecco, questa è un'altra cosa. Quando De Laurentiis ci regala Opirit, che io poi ho ripreso anche per fare la famosa poesia, ho detto ok, a un certo punto potrebbe stancare. Io stesso, quando guardo i video, se non stanca me, continuo. Però a un certo punto dico magari si è fatta antica come gag, però alcuni lo aspettano e allora vorrei dare una botte al cerchio, una botte al cerchio, un colpo al cerchio, no, una botta alla botte, il cerchio. Però a un certo punto veramente ce ne regala un altro, quindi le pisciatelle nuove riusciremo in qualche modo. È anche una sfida con me stesso. Io faccio il video senza pensarci proprio, perché non è che ci penso volontariamente. Quando vado in editing devo trovare il momento giusto per far sì che Opirit oppure le pisciatelle abbiano un senso logico, e abbiamo alcuni giocatori, alcune cose che... Buon secondo tempo, esatto. Ho visto Milinkovic-Savic. Vediamo chi altro. Non male, 32 milioni. Tra poco ripartiamo. Buenos Aires, Argentina. Vabbè, la maglietta. Diciamo. Colpo il cerchio, botta a botte. Sembra quasi che sta un poco. Esatto. No, a me fa ridere, fa impazzire. Allora, vediamo, perché Milinkovic-Savic l'ho visto, però vediamo se portano anche sui vari sofascore, se portano anche le sostituzioni oppure no. Non ancora. Quindi se il Napoli ci fa la cortesia, ok. L'Osasuna che darà il via a questo secondo tempo. Si riparte dall'1-0 per il Napoli con il gol di Politano sull'assist di Secondo tempo. Allora, vedo Oliveira sulla sinistra. Sotto la traversa. Ha lasciato scampo. Vedo, credo sia Obaretin. Un'occasione forte l'ha avuta l'Osasuna in chiusura di primo tempo con il colpo di testa di Raul Garcia. Voglio capire se è rimasto Marianucci dall'altra parte. C'è ancora Lobo. Ma quello è Lang. Vergara per Lucca. Ancora Vergara. Lucca ha fatto da perno. È rimasto fermo. La palla è andata intorno. Vergara ha continuato la corsa. Quindi vedo Lang e Lucca. Vergara, sono in campo Anghissà che è passato a destra con Lobotka centrale.
Vabbè, chi si sta parlando del mercato, ma ne abbiamo già parlato, amico mio, ne abbiamo già parlato. Vediamo, allora, Lang in possesso di palla sulla sinistra, si accentra, scarica sullo Botka, ora Olivera. Olivera torna da O'Barity. Che scambia, devo solo capire se quello è ancora Marianucci, credo di sì. Laggiù non si vede niente. Hai visto, Tore? Ha fatto proprio il è rimasto fermo. tutto da perno ha fatto. Ma va bene. Fallo. Giallo per Lucca. Mangrui Minute. È riuscito a fare un fallo da cartellino giallo. Ragazzo, ma cosa hai nelle chiocche? Altra comità. Quest'arbitro, se sbracci, non le vuole vedere queste cose. Questo mi è sembrato un po' eccessivo, devo dirvi la verità. Ha sbracciato, sì, ma non è quella là di Anghissà, era un po' più assestata. Devo dirvi la verità. In questo momento il Napoli sembra più aggressivo sui portatori palla. Vediamo. No, lui può pure segnare, ma non ci azzittiamo, nel senso che continua ad avere a darmi dei dubbi proprio di atteggiamento. Bah, vediamo. Quindi sta giocando Alisson Santos a destra, che in questo momento ha fatto la fase difensiva. L'avete messa attaccante, mannaggia a voi. Alisson Santos farà il terzino come tutti quanti. Quindi Santos sta al posto di Polità. Colpo di testa di Anghissà verso Lucca in ritardo. Recupera palla ora Milinkovic Savic, che la dà a Olivera. Olivera la tocca con la suola 2 volte, torna dal barbuto portiere del Napoli. Ci sei arrivato che O'Barity. Quindi sì, abbiamo trovato tutti i cambi che ha fatto il Napoli. Devo solo capire se il terzino destro è rimasto di Lorenzo o se ha spostato Mazzocchi o Spinazzola dall'altra parte. Vediamo. Marianucci. Credo sia Mazzocchi. Non si vede perché te ne ha capa rinde il pubblico e quindi non si vede di che colore sono io, però dovrebbe essere Mazzocchi. Lang, fammi vedere un fatto. Cambia tutto verso Mazzocchi. Il cross di Mazzocchi altissimo, lunghissimo, levissimo. Ma Lang lo va a recuperare. Prova il dribbling, viene fermato in fallo laterale. Olivera per Lobotka. Quindi sono entrati, a parte O'Barity che probabilmente non farà parte della... credo. Anche perché O'Barity non è nemmeno under, quindi occuperebbe un posto. Ma non l'hai? Quindi sì. Minuti per gli altri potenziali giocatori della prima squadra. Ancora no a Lang, serve Olivera. In questo momento Olivera più avanzato di Lang. Lang cerca di impostare in zona mezzala, diciamo, dove ora prende palla Olivera. Ancora Lang verso l'inserimento, ancora una volta, questa è codificata,
l'inserimento di Vergara, stagione che ora prova con un colpo di tacco a superare l'avversario a sogno per gara. e guadagna un fallo, un calcio d'angolo, guadagna un buon calcio d'angolo Vergara. Per i tanti infortuni sotto la gestione di Antonio Quindi questo inserimento della mezzala sulla linea di passaggio dell'esterno sinistro lo stiamo vedendo spesso e richiede il movimento senza palo. Pallone adesso per Lang che prova il servizio, ma il cross è fuori misura. Fuori misura. Fuori misura. Sono dei rumori che non capisco. Colpo di testa ora. Anghissà verso Lucca che difende il pallone. Gran gol! centravanti vero, spintona, resiste, prende posizione, infila il pallone in rete. 2-0 per il Napoli. No, volevo vedere l'atteggiamento perché senza esultare stava andando verso i tifosi, cioè ha continuato a camminare. Pallone in profondità di Anghissà, protegge la palla Lucca e tira di prima senza controllarlo. Si è aggrappato alla maglia di Errando. Certo, c'ha l'uata la maglia. Nell'apertura di secondo tempo. Allora, Doppia 2-0. gran gol. Perché 7 minuti ha preso inquadrano De Laurentiis come a dire che fai adesso, te lo tieni. pensierosa. Però Diego evitiamo di metterlo sul gol di Lucca. Guardando il campo, forse guardando anche Quindi senza controllare il pallone, sfruttando semplicemente il movimento della palla, senza controllarlo, ha tenuto a bada il difensore anche strattonandolo un pochino, però strattonata a 2 va bene, non si chiama, non credo te l'avrebbe annullato in partita, o meglio, non lo sappiamo. Però gran gol, tiro secco, forte di destro a sorprendere il portiere, bene. 2-0 Lucca, assist di Anghissà. E andiamo ad aggiornare il risultato. Boom. Vedi? Si fa subito. Ecco qua, eccoci qua. Vedi, tutto che funziona benissimo. Lasciate un like per Lucca. Poi siete tantissimi, 700. Dai. Che tutti insieme poi portiamo bene al Napoli. Cerchiamo di creare anche un atteggiamento positivo, di ottimismo e ce la metteremo tutti. Io voglio che voi mi stimoliate a dare speranze alla community che si può fare. Servirebbe qualche puntellata sul mercato perché che serve, non pensiamoci che. Però occhio adesso ancora lo Sasuna, c'è un fuorigioco ovviamente, ma onde evitare altri guai Milinkovic-Savic esce in presa alta e recupera questo pallone. Ora finta di Savic. Anche qua dobbiamo capire che cosa si vuole fare. Rimaniamo con Meret Savic, è Meret il titolare, Savic vuole fare la riserva. adesso anche uno dei giocatori che Alisson Santos a destra, sono curioso di vedere se può far bene anche lì. Subisce ora un fallo. grande protagonista anche per numeri pazzeschi, ultime 3 stagioni per lui. Non me lo depotenziate. Non mi depotenziate Alisson Santos che ci punto moltissimo quest'anno. Vi prego, non me lo depotenziate. 60% di dribbling riusciti. Non è poco. Non è poco. Ora di prima serve Mazzocchi. Controlla il pallone di suola. Alisson Santos è costretto a indietreggiare e a tornare indietro da Marianucci, che serve ora Milinkovic-Savic, che serve ora Oparetin, che ritorna da Milinkovic-Savic, un pochino rischioso perché adesso lo Sasuna prova a pressare un po' più in avanti.
e la palla torna a Mazzocchi, che torna da Marianucci. Mo segnerà anche Mazzocchi. Speriamo. Poi questi amichevoli, comunque voi lo sapete, aiutano per il morale, non servono per noi se dobbiamo fare grandi critiche, perché non servono. Però ai giocatori fa piacere vincerle, perché poi postano le cose online, si prendono i complimenti, è meglio vincere. È meglio perderle per noi, che poi vogliamo che magari la squadra... Bel pallone di Lang! Ha fatto un passaggio con l'esterno tipo Kvara. Dai. Dai ragazzo, finché non ti vendiamo io continuerò a credere in te. Però mi devi far alzare dalla sedia. Se non mi fai alzare dalla sedia è un peccato. Lasciate il like. Lasciate il Lang. Olivera. Fallo laterale. La batte lui verso Anghissà, che viene anticipato. Ora è però Marianucci mettere a terra. Adesso il Napoli è tutto nella metà campo dell'Osasuna e impostiamo con i due centrali. Olivera in posizione di mezzala, Lang più esterno. Vedete esattamente come stava lavorando Di Lorenzo con Politano dall'altra parte. Alla fine il 4-3 lo conosciamo a memoria, Le possibilità del 4-3 sono quelle e non ti puoi inventare nulla. Devi fare queste cose, le devi fare bene, le devi fare con l'intensità, con la velocità giusta, che se poi le fai lentamente puoi essere prevedibile, ma se le fai bene ti possono funzionare. Marianucci per Lobotka, che ora si fa vedere tra i due centrali, ricreando quella costruzione a tre. Anche Sa in questo momento in posizione di esterno sinistro, si sta muovendo molto Frank, il che sposta ovviamente Vergara un po' più avanti quando si abbassa Anghissà. E questo è il discorso che facevamo, che il 4-3 facilmente diventa 4-2-3-1 quando uno delle mezze ali, Vergara, McTominay, De Bruyne, possono buttarsi in avanti e quindi diventare un ideale sottopunta, con una costruzione che in questo momento il Napoli sta alternando con Anghissà e Lobotka, che si stanno alternando uno più dietro dell'altro per cominciare l'azione. A differenza, scusatemi, per questa è una chicca, a differenza del primo tempo, dove Di Lorenzo era più interno e restava Politano più esterno, Mazzocchi resta più esterno e Alison Santos più interno, il che è più o meno quello che abbiamo visto fatto da Spinazzola e Giovane dall'altra parte nel primo tempo. Quindi potremmo vedere questa alternanza. Questa è una bella cosa che già scrivere. Posizione. Lang ora punta l'avversario. Attenzione, Anghissà. Il cross al centro, fuori misura. Attenzione, terzini e ali. Mazzocchi avanza palla al piede, si ferma, trova Vergara che in questo momento è spostato nella zona sua, diciamo, a destra, in zona tre quarti destra. Pasquale. Credo siano cori di incoraggiamento per Mazzocchi. Il pallone di Lang per Lucca che la mette a terra. Gli applausi di Anghissà per Lucca, che aveva fatto un buon movimento a tagliare per il servizio di Lang, leggermente anticipato, quindi fuori gioco. Però bello Anghissà dirgli proprio: hai fatto un buon movimento, bene così, che è importante per il ragazzo,
Sì, in effetti sì. Però capimmoci, nel senso che quel passaggio di esterno rasoterra è una cosa che recentemente abbiamo visto fare a Kvara e Lang ci ha provato, non ha avuto lo stesso esito, la stessa bellezza, ma quella è una provata, possiamo fare altrimenti. Si può giocare con Mazzocchi? Sì. Contro lo Sassuolo sì. Può giocare Mazzocchi? Sì. Sì, Marco. Attenzione, Osasuna in zona tiro. È buono il movimento che fa Vergara a disturbare l'avversario. Ora parte un cross ribattuto da Lang. Tocca il pallone Vergara, ma viene recuperato dal numero 24 spagnolo. Quando siamo al 62esimo. No, i giocatori dello Sassuolo non me li imparo, mi rifiuto. Mi rifiuto assolutamente. Vediamo ora il Napoli che si rintana. Ecco, in questo momento non andiamo al pressing feroce, ma andiamo allo scivolamento. Con l'Osasuna che si passa il pallone, si scivola. Adesso andiamo in pressing, però isolato, pressing isolato di Anghissà. Attenzione, il tiro. Tiro interessante nel giocatore del tiro, il famoso tiro a giro. Dal limite dell'area. Un po' in ritardo Mazzocchi qua nella chiusura. Si lancia Milinkovic Savic, ma non deve intervenire perché il pallone è un po' alto. Qualità di gioco del movimento palla. Non è che mamma mia. Però nemmeno male, nel senso che stiamo facendo quello che mi aspetto di vedere in un 4-3 con i movimenti che sappiamo. Attenzione, esce ora Lobotka per Prisco. Vediamo se c'è qualche altro cambio o c'è solo questo, anche sa, credo. Ah, mi pare di aver visto Allegri dire 3-5-2. Mi pare, se proprio perché ho visto proprio che ha fatto così. Quindi occhio, vediamo se è vero. Perché è interessante capire questa cosa. Ora vedo per esempio Alisson Santos spostato a sinistra. Cerchiamo di capire come si stanno mettendo. Che questo potrebbe essere una svolta. Vedo Alisson Santos accanto a Lucca. Occhio. Occhio. Vergara a destra. Occhio, aspetta. Ah, già capito, buona. Che adesso mo siamo in fase difensiva e quindi devono ritornare tutti. Attenzione. Cross un pochino pericoloso. Lang la mette a terra. Anghissà. C'è la capa di uno davanti alle telecamere. Allora, Lang, Olivera. Ok. Fallo laterale. Vediamo come ci mettiamo in campo perché questo potrebbe essere... Siamo al 65esimo, quindi un 25 minuti con un altro assetto tattico. È importante, dai, Osasuna, lasciateci giocare un pochino, così capiamo di che si tratta. Insomma, anche l'Osasuna ha mutato Calma. il suo attacco. Ma questi anche Anghissà a centrocampo.
Ora fallo su Lucca, in seconda divisione, ha pagato 4 milioni. perché può essere che Lucca è meglio con un attacco a due, magari anche quello potrebbe essere una soluzione per dargli un po' di supporto. Dici, quello fare parte da solo, ma come lo fare parte da solo? Non raccontare Allora, un ragazzo classe 2006, scambia Olivera. fatto bene, giocato in Coppa del Re, Ora è Prisco il gol, che si mette accanto a Ubaretin. Quindi Lugones, sembrerebbe Olivera, Ubaretin, Marianucci con Lang a tutta fascia sulla sinistra. la terza serie spagnola, attacca centralmente lo Sì, Pollo Morales, e c'è occasione per lo Sasuna che... Udimir, contatto, Rigore? Valentin e calcio di rigore. Ha dato il rigore per lo Sasuna, intervento di Obaretin. Non c'è il VAR, non c'è il VAR. Marianucci dice niente, non c'è niente. Ridono tutti. Anche a me non sembrava fallo. Fammi rivedere perché lo vedo fermo. Vabbè, allunga la gamba. Ho cercato probabilmente da Udimir, Allunga la gamba. che non è chiarissimo. Non ho capito. Potrebbe aver anche toccato il pallone. Non mi sembra un rigore fantasmagorico. D'altra parte ce ne hanno dati di rigori anche evitabili. Abbiamo visto nelle prime partite. Vediamo se però, io non guardo la chat perché altrimenti voi sicuramente l'avete già visto, se Milinkovic Savic riesce a pararlo, no, lo intuisce ma non lo para. Ok, 2-1 e non fa niente perché tanto diamo la colpa a Obaretin. 2-1 Obaretin. Bel rigore ha tirato questo, Insomma, che è uno che li calcia molto bene. Udimir, bisogna metterla lì perché Milinkovic aveva intuito e c'era quasi quasi arrivato. Quasi quasi è arrivato ma non ci è arrivato. I rigori pesanti ne ha calciati Udimir Ok, quando è in Liga. quindi 3-5-2, occhio, con Lang a tutta fascia a sinistra, una roba inguardabile, però vabbè, capiamo, perché adesso Lang serve Olivera che da braccetto addirittura si è inserito, bello! È stato un bellissimo controllo di Vergara nell'area e poi Mazzocchi è arrivato di tutta carrera. Vergara avrebbe potuto continuare magari lui l'azione, però ha lasciato a Mazzocchi al tiro. Bellissimo lo stop di Vergara. Lasciate il like, Infatti ce lo ripropongono subito. lasciate il like, occasione per Mazzocchi. Forza perché Mazzocchi era messo meglio. Attenzione Vergara, Vergara, recupera palla, ora Anghissà, Prisco, Prisco. Obaretin. Prisco controlla in maniera molto naturale il pallone, ricorda un po' Asa. In questo momento è Alison Santos che va via sulla fascia, il cross al centro col sinistro, finisce a Mazzocchi che controlla, controcross col sinistro. Cavalcato Lucca. Ora Alison Santos che lascia a Lang. E ora è Lang che scambia con Alison Santos, non avremmo mai pensato di vederli insieme. Due a creare 2 contro 2. Terzo uomo E ora Lang, passaggio fuori misura, per la possibilità di ripartenza per Lupassin. peccato. Non riescono però a Ferma tutto Marianucci. Mattias Olivera. Olivera, ora Mazzocchi. Anghissà, Udimir commette fallo. Ok, fallo su Anghissà. Sto cercando di vedere anche in fase di non possesso come ci mettiamo con questo 3-5-2, anche se dovrebbe essere abbastanza di facile lettura. Eh sì, si vedono proprio i tre difensori centrali con Olivera a fare il braccetto. E quindi Anghissà, Prisco Napoli che si è tolto a due con
Vergara un po' più avanti, attenzione, bello il controllo di Lang che arriva in aria, il tiro è moscio. non riesce Bel controllo, peccato, aveva fatto tutto bene, non è riuscito ad arrivare al tiro. un po' col pallone anche tu Basin. Dai, almeno abbiamo qualcosa da raccontare. Sono comunque segnali che lancia questo ragazzo. Sono segnali. Ovviamente il talento non manca, la continuità quella sì. In un certo senso, Giocatore su cui forse adesso vediamo Vergara andare in primo pressing con Anghissà che l'ha seguito. essere fatta. Oh, colpo di testa abbastanza imprudente su Lang, che adesso si rialza aiutato dall'arbitro. Il 3-5-2 può anche essere un 3-4-2-1 con Vergara alla stessa altezza di Alison Santos dietro Lucca, quindi esattamente quello che abbiamo visto con Conte nel finale, quindi con Vergara sottopunta insieme ad Alison Santos, però con Lucca invece di Højlund. A centrocampo Anghissà e Prisco, e la differenza è che è Lang che sta facendo lo Spinazzola, quindi molto, se vogliamo, è più offensivo come situazione. Prevedibile come è normale. Però si dice sempre, no, Allegri no, quello metterà terzino. Sì, Spazio anche però se poi per giovani. i giocatori offensivi gli fai fare la fase difensiva e poi te li ritrovi in avanti nel cambio di fronte, e ti dovresti trovare dei giocatori più forti di un difensoraccio, di un terzinaccio, a creare poi i presupposti quando ti riversi in avanti. Quindi questa cosa qua, che spesso si dice come accusa ad Allegri, faceva giocare Mandzukic terzino, sì, però poi c'è anche un giocatore di una certa qualità quando ti riversi in avanti, quindi questa cosa qua va letta bene secondo me. Offensiva 18 anni, classe 2008. Sì, a maglietta l'abbiamo vista, fa morire la partita, che mi sembra un po' più interessante. Sto forte, Fernando. Ci sto provando. Sì, così non ti perdi. È chiaro che Lang l'hai adattato. Ti sei appena venduto Gutierrez, stai utilizzando Lang lì nella zona. Perché è interessante? Secondo me questo è un video che vi dovete vedere, perché poi raccolgo le idee e parliamo di quelle che è proprio il Napoli con le accoppiate. Nel frattempo entra Barido al posto di Anghissà. Barido, Anghissà. Vediamo se cambia niente, però l'idea è stata sviluppata. Rivediamo, perché adesso c'è Vergara dietro. Guarda Vergara che recupera il pallone. Alison Santos la riprende. Attenzione a Lang sulla fascia. Lang rientra con il destro. Cerca poi questo pallonetto per l'inserimento di Olivera. Olivera verso Alison Santos. Danza sul pallone. Scarica con Lang. Mi dà l'impressione Alison Santos di avere piacere ad avere un altro che tocca bene il pallone accanto a lui per scambiare. Vi ricordate quelle poche volte in cui con Neres si potevano vedere insieme? Abbiamo visto, no? Quelle pochissimi minuti di Kvara Neres insieme, e i giocatori poi quando gli metti tecnica accanto si divertono di più, sono anche più fiduciosi che l'azione che vanno a sviluppare va a buon fine, perché scambiano il pallone con gente che la sa toccare la palla. Quindi qualità, alzare la qualità. Oparetin dolorante in questo momento. Quindi iscrivetevi al canale e lasciate un like, e ci vediamo tra poco per un recap importante delle accoppiate con questo modulo, perché in questo momento sta giocando Olivera a braccetto e sei rimasto solo con Spinazzola esterno sinistro. Non va bene.
Però è chiaro che sta giocando Olivera a braccetto perché non hai Rafa Marin, non hai Buongiorno, non hai il nuovo acquisto che probabilmente arriverà. Quindi in quel caso Olivera può diventare il vice Spinazzola. Ma tutto si sta chiarendo nella mia mente. Allora, no, quello era Prisco, non era Vergara, ma fa niente. Olivera al cross, non riesce a intervenire Lucca. Prisco prova il tiro. Pallone ora controllato di testa sempre da Olivera, che però finisce per far partire questo contropiede. Vi prego no. Garofalo è entrato e ha fatto un bel intervento difensivo. Immagino Garofalo sia entrato al posto di Marianucci. Ora lo Sasuna prova a spendere le ultime energie per cercare il pareggio. Siamo al 77esimo e 30 secondi, il cross è telefonato per l'uscita di Milinkovic-Savic. Lucca come ha giocato? Lucca sta ancora giocando, è stato protagonista di una sbracciata che lo ha portato all'ammonizione evitabile, di un bel perno, è venuto incontro, ha fatto da perno e quindi ha bloccato il pallone e ha aspettato l'inserimento poi di Vergara. Un bel gol dove ha sfruttato il pallone di Anghissà, dove ha mantenuto l'avversario e ha sparato in porta. E qualche buon movimento però con leggero ritardo, per esempio sul fuorigioco o in anticipo come su quel fuorigioco. Insomma, si sta muovendo. Adesso vediamo se si trova anche più a suo agio in questo schema rispetto al 4-3-3. Lang ancora a terra, si sta muovendo molto, sta cercando. È da apprezzare che Lang stia facendo comunque il tutta fascia in questo momento, perché insomma non dovrebbe essere il suo lavoro. Però ci hanno fatto sapere che lui si vuole giocare le sue carte, così come sta facendo Giovane. Uno dei due probabilmente andrà via, se non entrambi, però è difficile secondo me piazzare Giovane. E quindi fa piacere che si stiano impegnando anche in zone di campo non a loro troppo familiari. O Baretin, Olivera. Vedi? Non è il sandwich che l'hanno detto. Dice, ma il sandwich quando arriva. Thank you, buddy. I'm coming. It's almost done. Scusate, è perché questo poi va mangiato caldo. E sempre quel fatto coreano, no? Di mangiare insieme per un fatto di compagnia. Lasciate un like per mia moglie. Alison Santos. Oh, che bello. C'è un colpo di tacco, il tentativo di Alison Santos ribattuto. Adesso ci prova Lang nella stessa zona. Il cross col sinistro un po' arretrato. Attenzione Lucca. Fallo. Un po' irruente. Irruente. Grazie Joseph, sempre. A salute di tutti i giocatori del Napoli, perché poi noi possiamo avere ovviamente le nostre preferenze, siamo tifosi e ci mancherebbe altro, ma vogliamo il meglio per loro. Con o senza la nostra maglia, perché poi anche quello che vogliamo piazzarli per poi sostituirli, e quindi vogliamo il meglio anche nell'immediato. Poi è chiaro, se vanno in una squadra che è una nostra competitor, io voglio bene a Zielinski,
ma non voglio che segni, non voglio che faccia grandi prestazioni. Gli voglio bene, ma poi siamo avversari. Ah, buono. Passa e patata col polpo. Molto bene. Scusate se vi ho fatto, perché ho letto qualcuno dice che fame. Mi nascondo un attimo, perché poi non vorrei. Però che ore sono da voi? Tra un poco dovete mangiare pure voi. Penso. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo per l'Osasuna. Calcio d'angolo per l'Osasuna. Ah, spaghetto a vongole. Questa è una tagliatella, diciamo, è una finta. È una finta carbonara perché non abbiamo il guanciale. Abbiamo una pancetta. Una roba citterio, diciamo così, di seconda mano. Capiamo. Però. Niente, la pasta all'uovo, che comunque con l'uovo ci sta bene. Lei è diventata bravissima a fare, che fa la cremina, eccetera, eccetera. Non è una carbonara, ma è una cosa che si avvicina abbastanza. Se la caviamo, anche oggi se la siamo cavicchiata. Cioè, guanciale. Un tuorlo, due tuorli senza il bianco. Mamma che ansia, dipende quale pasta ti prendi. Noi qua ci siamo alternati. Quando mi sono reso conto che la Barilla era la peggiore delle varie che si trovava, perché era la più economica all'inizio. Si fa quel che si può, insomma. Per un periodo lei ha apprezzato la De Cecco, adesso siamo passati alla Garofalo perché mi hanno detto che la Garofalo ancora come qualità superiore alla che la De Cecco se ne è scesa un pochino. Mi dicono, poi non lo so. Però io mi fido di quello che mi dice mamma e quindi Garofalo ancora così. So che la Rumbo è molto apprezzata, ma qua quando la trovo costa una cifra incredibile. È chiaro, se vai sulle paste che non siano italiane non ti devi accostare proprio. Seguendo da Pedri, scusa, che fare? Banghisseri no, secondo te? Valentino no. Secondo me no. Manne è stato abbastanza chiaro e a me sono arrivate le spiffere. Credo si voglia continuare senza venderlo ma senza rinnovarlo. Credo di comune accordo. E quindi si va avanti e poi ci si saluta un po' come si è fatto con Juan Jesus. Credo che questo sia l'idea al momento. Siamo all'84esimo. L'Osasuna prova gli ultimi assalti. La Molisana non l'ho mai vista qua. La Rumbo viene trattata come se fosse. No, ma infatti sì. Io l'ho vista poche volte qua in America e quando ce l'hanno non ci si può proprio accostare coi prezzi. E devi fare veramente come andare al ristorante. Lang non ve la dovete prendere con Lang, che però fa questo colpo di perché sta facendo il terzino, si sta impegnando. No, capi, non si fa. Non si fa. Perché sta facendo le chiusure difensive, si sta impegnando e non mi pare il caso. Mo calcio d'angolo. Difendete bene, se no se la pigliano con Lang non mi pare il caso. Dai. Calcio d'angolo altissimo, lunghissimo, esce Milinkovic Savic. Un pugno alla palla è finita oltre il centrocampo.
Non ti sbagli, Henry. Non ti sbagli. Ci stiamo un po' chiudendo in questo momento. Purtroppo Vergara subisce un tunnel e arriva l'amico Prisco a, diciamo, a vendicarlo con un fallo. L'Osasuna adesso ha questo calcio di punizione. Vorrei portarmi sta vittoria a casa, buon augurante. Vediamo. Colpo di testa, ancora. Finché fate questi colpi di testa a spiovere, Savic li prenderà tutti, su questo non c'è dubbio. Alessandro, sono fortunatissimo e ti dirò un segreto. A mia mozzarella non piace. Cioè, la mangio all'epoca, quando ero più piccolo, mi costringevano a mangiarla, dovevano costringermi, non era la mia preferita, mi costringevano a mangiarla almeno una volta a settimana, la devi mangiare, perché poi c'era la convinzione che il calcio... Lang, attenzione, scambio! No, la convinzione che devi mangiare i latticini, il calcio, le ossa, tutte cose sbagliate che sono state mancate. Non mi piace la mozzarella. Quindi io sono fortunatissimo che, essendomi trasferito qua, non sento quella mancanza. Una volta che poi sei cresciuto e torni ogni tanto, te la mangi la mozzarella e ti viene da piangere, perché ti rendi conto che è un sapore che esiste solamente a Napoli, zone di Caserta, eccetera, eccetera. Quando qua è una roba di plastica che non significa niente. Ci sono alcune zone dove le puoi trovare, ma comunque la devi importare ed è un macello. Quindi sono fortunatissimo a non sentire una mancanza, perché non è una delle mie cose preferite. E vai meglio tu, Andrea, perché Andrea, perché questa è roba che fa male alla fine. Intolleranza al glucosio. Vedi altri amici napoletani che detestavano il caffè. È così, a volte sono cose che non si possono. Io l'ho ereditato da mio nonno. Il nonno non mangiava formaggi, latticini, non ci piaceva. E non lo so se all'epoca era una questione di gusto o se già era una questione di intolleranza che poi veniva trasformata dal tuo corpo a dire no, non mi piace. Nella mia vita, quando ero sotto la governance dei miei genitori, me la nascondevano, mettevano del formaggio sotto alla pasta e patata, la prova è buonissima, e io la mangiavo. È semplicemente l'atto del formaggio di per sé, assoluto, il pezzo di formaggio, oppure la mozzarella assoluta così, che non la riuscivo a sopportare. E dovevo sempre aggiungere un salamino vicino per rendermela... Sono confidenze che siamo 700, così vi posso fare, ma va bene così. Lang mi sta piacendo. Sulla pizza è obbligatoria. Se poi ti pigli la pizza senza... Ecco là, per esempio, la bufalina, se meglio se possa essere, insomma, bufala. Bufalina a filetto, cioè insomma con i pomodorini, la sarebbe... Altrimenti no, altrimenti diventa la felle pane col ragù sopra, col colpo di testa di Olivera. Guagliù, è quasi finita, 90°. È stato segnalato il recupero, 3 minuti di recupero, roba anche inutile, evitiamo. Lo so, ma infatti non sopporto. Ma là la marinara non la sopporto perché non sono un amante dell'origano. E la marinara ci deve essere l'origano nella marinara, se no è veramente a felle di pane. Almeno l'origano la rende. E non mi fa impazzire. L'origano è un sapore troppo forte per me. Quindi là vado cortomuso, Amicizia tra Lang e Allison. Il cross, attenzione, un colpo di testa innocuo. E ci siamo. È stata fatta per essere accompagnata da qualcosa, e sono d'accordo. Io inconsapevolmente sempre così
l'ho affrontata. Male con i like, eh? E perché? Perché c'è molta gente che non è della community e non lo sanno che devono farlo in automatico, ma va bene. Sarà un'annata lunga, li recuperiamo strada facendo. Ma quella non è Magpul, se loro la chiamano, ma non è. Attenzione, uno degli ultimi scampoli per l'Osasuna che punta il cross al centro, innocuo. Anche qui innocuo. Aveva fatto una chiusura fino alla fine anche Alexon Santos, sai che sta rientrando molto. Savic lascia la palla a Obaretin, fallo di fondo, scambia col portiere, adesso il lancio in avanti a cercare Lang, anticipato di testa, mette palla a terra Vergara che prova a servire Alexon Santos ma viene anticipato. Attenzione, un'ultima occasione per l'Osasuna, non facciamo scherzi vi prego, il cross fuori misura, fuori misura, fuori misura, fuori misura. Mazzocchi l'ha alzato da terra, ci ha tirato proprio un braccio e dice vai vieni. Non esistono amichevoli per Mazzocchi. Mazzocchi se la gioca come ce la giocheremmo noi. Sperimentale no, nel senso che si è provato il 4-3 e si è provato il solito 4-3 e si è provato anche questo 3-5-2 di cui vorrei parlarvi nel video di approfondimento che adesso facciamo. Quindi bene così, direi. Politano nel primo tempo, secondo tempo gol di Lucca. Presidente sembrava un pochino corrucciato quasi, ma non credo ci sia bisogno di essere corrucciato, a meno che non si sappia qualcos'altro che riguarda il mercato, ma noi staremo sul pezzo. Vi abbraccio e vi bacio. Ricordo a tutti quelli che si sono abbonati e quelli che si vogliono abbonare gratuitamente che YouTube vi dà la possibilità per un mese, scrivetemi in privato che recuperiamo tutto. Da New York, Valerio Fluido è tutto, outro live, che poi dobbiamo fare la nuova sigla. Datemi il canzo. Amici belli nella ribalta, Oriani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sei, poco. Allora, Allora, per tenere Lang chi dovremmo far fuori dalla lista è difficilissimo. Mazzocchi, ti dico subito Mazzocchi, nel senso che però non credo che poi puoi tenere Lang a fargli fare l'esterno a tutta fascia, credo che va in difficoltà. Guagliù, ricordiamoci che queste sono amichevoli, sono pezzettini di amichevole. Reggere poi una stagione in certe cose, questi sono esperimenti che vanno fatti. E c'è una pizza, come dicete, come diceva, non come dicete, Mamro Carmen, come diceva Giancarlo, noi ci sono ottime pizze. Ce n'è una nel Queens che è veramente, non dico come a casa,